Centro anch'io, centro anch'io. Rieccoci, guardate quant'è particolare questo personaggio, una statua di un personaggio in pietra di Botticino conservato nel Museo di Santa Giulia e poi come sempre il nostro proverbio in dialetto. Questa statua fu rinvenuta nel 1875 in via Spalti San Marco nel corso di lavori edili per la costruzione del macello comunale. La frammentarietà del bisellium, cioè il seggio a due posti, fa ipotizzare la presenza di un altro personaggio, forse la moglie, mentre il dittico sul grembo è indice del livello sociale ed intellettuale del defunto all'interno della comunità cittadina. Detto di oggi facile, conosciuto, si dice anche in italiano, no credo a foglia che Dio non voglia. Qui di foglie non ce ne sono molte, ma speriamo di trovare qualcuno che conosce questo. Babi, che sta per Barbara, vero? E che dice di studiare giurisprudenza, ma è sempre qui ai tavolini del bar, quindi un messaggio alla famiglia noi l'abbiamo lanciato. E cosa devo dire? Cosa devo dire? Cosa? La tagli. Cosa devo dire? Cosa devi dire a tua discolpa? Come sei messa col dialetto, cara Babi? Malissimo, non so niente. Perché di dove sei? Sono di Cologno ma non so il dialetto. Di Cologno? Cologne. A Cologne! Sì, è la perla della Franciacorta. Sì, è la pelle della Franciacorta. Sì, a Rovato dico la stessa cosa, Passirano dico la stessa cosa, Provaglio di Seoide, però vabbè, Cologna è più perla delle altre perle. Babi, non credo a foio che Dio non voglia. Dai, Dai, Babi. Cosa devo fare? Devo tradurlo? Non credo. Foglia? Non credo foglia, ci siamo, sì. Non voglia. Non credo foglia che Dio non voglia. Certo. Certo. Perché c'è chi crede alle foglie, chi crede invece crede all'erba. Esatto. Tu credi più nell'erba? Anche nei fiori. Sì, infatti, qualche domanda io comincio a farmela. Ok, Babi, ciao. Ivana e Oliva, che fate a spasso? Loro dicono canfretta, ma non è vero, è shopping. Sì. Visto? Tu sei la consigliera? Sì. Vedi, ho capito certe dinamiche. Tu sei quella che fa spendere i soldi a lei. No, veramente lei è quella che deve spendere. Sì, appunto, tu fai spendere i soldi a lei. Certo. Sembra giusto, no? E Oliva è una... Ah, è cugina. Sì. Consiglia bene? Sì, no, è un libro per mio figlio, per cui va bene. Ci ha già dato tutte le dritte mio figlio. Beh, allora ci può consigliare. Fosse stato un abito, un vestito, lei no. Sì, sì. Andava bene pure per i vestiti? Sì, poi tanto compro quello che voglio. Devo proprio dirlo in dialetto? Sì. Ma sai che non riesco? Non credo, foia, che Dio non voglia. Credo? Non creda? Non credo, Non creda. non credo, creda vuol dire? Non credo. Sì. Non cada. Ah, cade, non credo. Non credo. Foglia che Dio non voglia. Credo foglia che Dio non voglia. Sai cos'è il credà? È la credà una foglia. È caduta una foglia. Bravo, quindi non cade. Non cade foglia che Dio non voglia. Si dice anche in italiano, no? Sì. Non credo a foglia che Dio non voglia, non cade foglia che Dio non voglia. Facilissimo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi diamo l'arrivederci alla prossima. Ora ci sono i nostri ragazzi, come sempre, che chiudono la puntata di oggi. Arrivederci. Ciao Matteo, tu sai cos'è il Ranel? No. Dove si trova il Ranel? Se vuoi comprare, acquistare un Ranel, dove lo acquisti? Non lo so. Dall'ortolano, il Ranel è il rapanello. Centro anch'io.